uscita dalla terapia intensiva la 32enne colpita al volto e al petto con un acido gettato da un ragazzo che i carabinieri stanno ancora cercando. La mamma, lei dice di non conoscerlo e questo ci sconvolge ulteriormente. 2 vite spezzate nell'ennesimo incidente stradale, lo schianto mortale a Fossalta di Piave, vittime un uomo e una donna che viaggiavano in moto, feriti 2 giovani a bordo dell'auto. Momenti di paura nel pomeriggio per un incendio a bordo di un'imbarcazione nel litorale di Cavallino a circa 4 miglia dalla costa. La tempestività dei soccorsi ha evitato il peggio. Per sempre in sé nei nostri cuori si intitola così un video realizzato dagli amici per Gabriele Sorgon, il 18enne di Ceggia scomparso in un incidente a Prata. A Venezia torna l'allarme aggressione al personale ACTV. Nel weekend in 2 sono finiti al pronto soccorso, una marinaia aggredita da un venditore abusivo e un controllore colpito alla testa da un giovane che era appena stato multato. In omaggio al regista veneziano Tinto Brass, il film della serata di preapertura della Mostra del Cinema sarà Col cuore in gola, girato a Londra nel 1967 in prima mondiale, la versione 4K. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3, tanti fatti di cui dobbiamo darvi conto in questa edizione veneziana dei nostri telegiornali. Dicevamo la cronaca, non possiamo non iniziare da Scorzè, perché è uscita dalla terapia intensiva la 32enne colpita la scorsa settimana al volto e al petto con un acido gettato da un ragazzo che i carabinieri stanno ancora cercando. Ai microfoni di Ilaria Marchiori parla la mamma. Lei dice, racconta la madre della ragazza, di non conoscerlo e questo ci sconvolge ulteriormente. Lei la prima cosa che mi ha detto: sono viva. Però adesso per bene non si rende conto ancora della gravità del fatto che c'è stato. È proprio, cioè, cerca di sdrammatizzare. Perché anche ieri che l'ho vista le ho chiesto come stai, lei dice bene. Ho detto sai che stanno parlando di te, le TV. Ha detto mamma mia, per questa cosa, cioè non capisce la gravità di quello che c'è stato. A parlare è la mamma della 32enne che la scorsa settimana è stata aggredita da un ragazzo che le ha lanciato addosso una bottiglietta contenente un liquido corrosivo a Peseggia di Scorzè. Ricoverata nel centro Grandi Ustionati di Padova, è uscita dalla terapia intensiva, è fuori pericolo, ma la ripresa sarà lunga. Sono ustioni di secondo grado, più profondi un po' meno. Comunque l'importante è che sia uscita dalla rianimazione e adesso è in reparto in questa terapia semi-intensiva dove la stanno curando al meglio. Non ha leso né occhio né naso, perché il naso è gonfio esternamente sì, e né cavità orali. Hanno fatto l'esame all'interno, non l'ha ingerito, per fortuna. Erano circa le 21:30 quando la ragazza è stata aggredita mentre andava a trovare i suoi genitori. Presa dall'auto che era parcheggiata qui fuori dal cancelletto, ha fatto il giro per entrare nel cancello e lì l'ha aggredita alle spalle questo ragazzo, sembrerebbe giovane, piccolino, magro, col cappello bianco. Lei ha farfugliato qualcosa che lei non ha capito, si è girata e l'attimo che si è girata lui gli ha versato addosso la bottiglia, che dopo l'ha abbandonata qui, che i carabinieri hanno già preso e portato via. È stata colpita tutte le parti che aveva scoperte, dal viso, la tempia, la guancia, il naso, fin qui, e collo, e torace, un po' il seno e le braccia, soprattutto quella sinistra. In un primo momento la 32enne non ha capito cos'era accaduto, solo dopo qualche minuto ha iniziato a sentire il bruciore fortissimo e a urlare. Ci ha detto, credevo fosse uno anche che mi chiedesse una sigaretta, per dire. Cioè le è piombato alle spalle, farfugliando qualcosa. Lei si è girata e l'attimo era a piedi, perché una signora che passava dopo l'ha visto scappare, non ha visto l'atto quando l'ha fatto in sé, però l'ha visto scappare a piedi. Anche la testimone è rimasta scioccata. Ho sentito un urlo all'improvviso, aiuto, aiuto, mi sono girata, ho visto un ragazzo che scappava. E poi è sopraggiunto un altro ragazzo con il cane, guardavamo questa ragazza che si agitava, che urlava brucia brucia,
Un gesto che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, su cui i carabinieri stanno indagando, ascoltando testimoni, scandagliando i filmati delle videocamere, soprattutto private, ricostruendo i movimenti della giovane che sostiene di non aver riconosciuto quella persona. Ci meravigliamo proprio per questo, perché non era una ragazza da dire scontrosa, che non ci diceva le cose. Lei, se qualcuno gli chiedeva qualcosa, lei era sempre disponibile. Questo è una cosa che ci fa ancora più riflettere, perché non capiamo. Finché non sarà preso, se sarà preso, un po' di paura c'è. Il sindaco però, soprattutto in virtù delle indagini in corso, invita alla prudenza, evitando di creare allarmismi. Non ci sono oggi elementi per creare un allarmismo pubblico e occorre avere rispetto per lei, che sta vivendo un momento di grandissima difficoltà, per la famiglia che la sta sostenendo, e poi anche rispetto per le indagini che arriveranno, secondo me, anche a un buon risultato. L'aggressore potrebbe avere le ore contate. Sempre per la cronaca, 2 vite spezzate nell'ennesimo incidente stradale sulle strade del Veneziano. Lo schianto è avvenuto lungo la provinciale 57 a Fossalta di Piave. A perdere la vita un uomo e una donna. E il tonfo ci ha svegliati, abbiamo sentito la moto passare e poi tonf, un'inchiodata, siamo usciti e abbiamo visto quello che abbiamo visto. È stato un boato nel silenzio della notte a svegliare Christian. Intorno a mezzanotte, lungo la strada provinciale 57 in via Argine di Mezzo, a Fossalta di Piave, una moto e un'auto si sono scontrate frontalmente. L'impatto è stato violentissimo. I 2 centauri, Maurizio Re di 66 anni e Barbara Brighenti di 59, residenti nel Bresciano, sono stati sbalzati sull'asfalto, sono morti sul colpo. Quando Christian è uscito di casa ha capito subito che era successo qualcosa di gravissimo e ha chiamato subito i soccorsi. Quando ho sentito il tonfo sono uscito di casa e ho visto la macchina parcheggiata qui e la moto in fondo aggrovigliata dentro il guardrail, e per terra c'erano i due centauri in mezzo alla strada. Inutile l'intervento dei sanitari arrivati sul posto anche con l'elisoccorso. Per i 2 non c'era già più nulla da fare. Conseguenze non gravi per i 2 occupanti dell'auto, 2 giovani originari di Spresiano, accompagnati in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di San Donà di Piave, l'auto era intenta a scendere dal cavalcavia in direzione Treviso, quando si è scontrata con la moto proveniente dal senso opposto. Resta ancora da chiarire cosa abbia provocato il violento impatto. Gli investigatori hanno sequestrato entrambi i mezzi e sono ora al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dello schianto, valutando anche la velocità con cui i veicoli stavano percorrendo quel tratto di strada dove troppo spesso i limiti non vengono rispettati. La gente comunque continua a sfrecciare. Abitando là basta niente e la macchina ci viene dentro in casa. Sulla parte alta del cavalcavia, nel momento in cui hanno la visibilità chi viene da una parte e dall'altra, si azzardano a fare i sorpassi. Noi che abitiamo qui, tutti quanti noi, nel momento in cui dobbiamo prendere, girare, svoltare, dobbiamo mettere la freccia su, diciamo, la parte alta, in modo che tante volte ci sorpassano ugualmente. Quindi è una zona molto pericolosa. Inutile quindi il limite dei 50 km/h imposto dal sindaco su quell'arteria che continua ad essere luogo di violenti incidenti. La scorsa settimana, solo qualche chilometro prima, in un altro incidente stradale, 2 persone rimasero ferite. Per questo l'invito del sindaco alla massima prudenza. Le insidie e i pericoli ci sono sia in auto, tanto più chiaramente in moto, ma anche nell'uso della bicicletta. Noi come amministrazione stiamo lavorando con i ragazzi su questo fronte, perché è importante che comincino ad essere responsabili e consapevoli già da piccoli di quelli che sono i pericoli della strada. Momenti di paura nel pomeriggio al largo di Cavallino Treporti per un'imbarcazione in fiamme. Prima lo scoppio di un'esplosione e poi una fitta e densa colonna di fumo, visibile anche a parecchi chilometri di distanza. Attimi di terrore nel pomeriggio per un incendio che è improvvisamente divampato a bordo di uno yacht di circa 15 metri in navigazione al largo del litorale di Cavallino Treporti, davanti alla spiaggia di Cabararin, a circa 4 miglia di distanza dalla costa. Il decisivo intervento del conducente di una piccola imbarcazione del diporto è riuscito a mettere in salvo i 2 occupanti a bordo e un cane, illesi prima che le fiamme prendessero il sopravvento.
paura anche perché a bordo c'era una bombola di gas, forse 2, che avrebbero innescato l'esplosione, ma tutto si è risolto fortunatamente per il meglio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, anche con i sommozzatori di Vicenza, personale della Capitaneria di Porto e Guardia Costiera di Venezia, del SUEM 118, ma tutto si è risolto per il meglio, senza feriti. È ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Mestre in gravi condizioni un 56enne di Mogliano Veneto, rimasto ferito gravemente in un incidente stradale a Scorzè nel tardo pomeriggio di ieri. In sella alla moto lungo via Moglianese l'uomo si è scontrato con un'auto all'incrocio con via Guizzabassa. Ricoverato in codice rosso con l'elisoccorso, è stato sottoposto poco dopo intervento chirurgico. La sua prognosi rimane riservata. Per sempre in sella ai nostri cuori, si intitola così un video realizzato dagli amici per ricordare Gabriele Sorgoni, il 18enne di Ceggia scomparso in un incidente stradale a Prata. Sono arrivati in tantissimi per ricordare Gabriele Sorgoni, il 18enne di Ceggia, drammaticamente scomparso domenica 21 giugno all'altezza di Prata in un incidente lungo la strada che collega Pordenone a Oderzo. Un saluto che oggi è diventato anche un video realizzato dai suoi amici Nicola Stonone e Matteo Buoso per fissare questo momento per sempre. L'appuntamento era per sabato pomeriggio dalle 6 di sera in zona industriale a Torre di Mosto e sono arrivati in tantissimi, 200, forse 300 persone, tanti anche in sella alla moto, una delle passioni di Gabri, a dimostrazione dell'affetto profondo che questo ragazzo aveva creato attorno a sé. Sapere che Gabriele è stato così importante per così tante persone ci riempie il cuore e ci fa sentire meno soli. Ognuno di voi conserva un ricordo diverso di lui. Una risata, una giornata in moto, un consiglio. Ed è bello pensare che oggi siamo tutti qui a far vivere ancora quei ricordi. È un'intera comunità quella che si è stretta a mamma Claudia, papà Marco e il fratello maggiore Alessio. Nel video scorrono immagini felici di una vita interrotta troppo presto, che però continuerà a vivere in sella ai nostri cuori, come hanno scritto gli amici di Gabri, come ha detto anche suo cugino Nicolò, leggendo una lettera della fidanzata di Gabri, Sara. Per me Gabriele non sarà mai un ricordo. Sarà sempre il mio tanto, l'amore della mia vita. E finché ci sarà qualcuno che pronuncerà il suo nome con un sorriso, una parte di lui continuerà a correre insieme a noi. Grazie a tutti voi per aver scelto di essere qui oggi, per continuare a ricordarlo e per tenerlo vivo nei vostri cuori. Ciao Gabri! A Venezia torna l'allarme aggressioni al personale ACTV. Nel weekend in 2 sono finiti al pronto soccorso. Sono finiti entrambi al pronto soccorso, una marinaia insultata, rincorsa e colpita al naso dal venditore abusivo che aveva fermato mentre cercava di truffare 2 turisti e un controllore colpito alla testa da uno dei 5 ragazzi che aveva appena multato in Vaporetto. In poche ore, tra sabato e domenica, la violenza e le aggressioni al personale ACTV a Venezia sono tornate un allarme. L'assessore comunale alle partecipate, Michele Zuin, ha annunciato che l'azienda si costituirà parte civile nei procedimenti a carico dei responsabili e di un rafforzamento dei controlli parla l'assessore alla sicurezza Francesca Zaccariotto. Il dibattito sul tema si riapre con forza anche tra i sindacati. Chi lavora per garantire i servizi essenziali e la mobilità nella città di Venezia è il primo baluardo della comunità. Colpire queste persone significa colpire la coesione sociale delle nostre città. Chi lavora fa un servizio essenziale e deve poterlo svolgere nel miglior modo possibile senza avere paura di dover andare al lavoro. Il segretario generale aggiunto della FIT CISL Veneto, Marino De Terlizzi, chiede un ulteriore sviluppo della videosorveglianza, iniziando a sperimentare in modo volontario le bodycam. La FIT CGIL di Venezia chiede che parte dei profitti di ACTV vengano riutilizzati, almeno in parte, per la sicurezza di lavoratori e cittadini. Il dibattito rimbalza anche in Consiglio regionale. La Dem Monica Sambo, vicepresidente della Commissione Lavoro, denuncia il clima di crescente tensione che il personale del servizio pubblico vive quotidianamente. In realtà oggi chi aggredisce il personale del trasporto pubblico va incontro a conseguenze molto più severe di prima. Laura Besio, consigliera regionale con delega speciale su Venezia, Laguna e Porto Marghera, ha presentato una proposta di modifica del codice penale che è poi diventata effettiva grazie a un emendamento del senatore Raffaele Speranzona al decreto legge sicurezza. Pene più severe
in alcuni casi arresto obbligatorio in flagranza e procedibilità d'ufficio. E inoltre questa tutela è estesa non solo nei confronti di chi opera a bordo dei mezzi, ma anche di chi opera per esempio nei pontili, nelle infrastrutture di servizio, piuttosto che nelle stazioni. Tutele che fino a pochi mesi fa non esistevano, e questo è il dato importante. Ed è la dimostrazione anche che quando ci sono battaglie che nascono dal territorio, queste possono dare forma e gambe effettivamente a leggi capaci di dare una risposta. La cronaca ci porta ora in Riviera 20 settembre a Mestre, dove la banda del Rolex ha colpito ancora. Con l'auto in retromarcia usata come ariete hanno distrutto la vetrina del negozio di orologi di lusso Made for Time in Riviera 20 settembre a Mestre. Non è stato portato via nulla perché il negozio è in fase di restauro, quindi all'interno non c'era la merce. I malviventi però non se n'erano accorti ed erano pronti a sradicare la cassaforte, come già accaduto alla vicina orologeria di Via Poerio, svaligiata per centinaia di migliaia di euro lo scorso ottobre. Ho sporto denuncia, sono accorse le volanti di polizia, ha spiegato il titolare. Hanno colpito a vuoto in maniera violenta, continua, non hanno nulla da perdere. Chi lavora in zona però ha notato un miglioramento a livello di sicurezza. In questo periodo è migliorata in maniera esponenziale, non ci sono nessun atto di delinquenza, spacciatori sono spariti. Ci stiamo impegnando affinché la zona diventi una zona come era considerata una volta il salotto di Mestre. Abbiamo avuto un bellissimo rapporto col comune, col comune che ci ha aiutato inviando parecchi vigili, parecchie forze dell'ordine, e la criminalità è praticamente sparita. È una zona vivibile, molto bella da passeggiare. Un sedicenne ricoverato all'ospedale di Mestre dopo essere caduto da un albero che ha ceduto, e questo al Parco Pertini. Per questo il comitato di quartiere lancia un appello. Questo è uno degli alberi, non è il primo e non sarà neanche l'ultimo, che è caduto, si è spezzato, perché se non c'è manutenzione, logicamente basta un temporale grosso e i rami secchi si spezzano e rischiano anche di far del male alla gente che ci passa. Proprio quello che è accaduto domenica pomeriggio a un sedicenne mestrino che, arrampicandosi sull'albero al Parco Pertini di Mestre per allenarsi, è caduto a terra a causa del cedimento di un grosso ramo. Sul posto è arrivata un'ambulanza del SUEM 118 che l'ha portato all'ospedale, dove è ricoverato nel reparto di emergenza-urgenza e sottoposto a numerosi accertamenti per scongiurare che possa aver subito gravi danni alle vertebre. Quanto accaduto porta i residenti del quartiere a lanciare un appello. Questo qua è un luogo in cui la gente viene a prendersi il fresco, cade un ramo del genere, non può far altro che far male. Quindi attenzione agli alberi, soprattutto. Gli alberi sono una cosa seria che porta fresco, che porta ombra, soprattutto in condizioni estreme, quelle che stiamo vivendo, però vanno manutentati e controllati proprio perché non ci sia pericolo. Il comitato di quartiere Pertini si mette anche a disposizione di fare le segnalazioni, eccetera. Diteci chi è il responsabile e noi gli mandiamo le segnalazioni. La polizia locale ha sequestrato 500 articoli e multato per 3.000 euro un banco di vendita di San Marco. Circa 280 articoli, tra cui cappelli, ventagli, maschere, ventilatori portatili, calamite e piccoli souvenir, sono stati sequestrati perché esposti in modalità non consentite dal regolamento per il commercio. Altri 300 prodotti, fra cui bracciali in vetro, collane, coltelli e accendini, sono stati sequestrati per irregolarità sulla sicurezza e sulla tracciabilità dei prodotti in vendita. Questa l'operazione della polizia locale. Voltiamo decisamente pagina in omaggio al regista veneziano Tinto Brass, 93enne genio anticonformista del cinema italiano. Sarà Col cuore in gola, thriller pop da lui diretto e montato nel 1967, girato a Londra, interpretato da Jean-Louis Trintignant e Eva Olin con la consulenza grafica di Guido Crepax.
il film della serata di preapertura dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Sarà presentato questo film, Col cuore in gola, in prima mondiale in versione restaurata digitale 4K. È tutto da Venezia, subito dopo la sigla c'è il meteo. Buona serata.